sono d'accordo con quello che avete detto voi poi di coscienziosamente alla fine. Se noi ci mettiamo, se noi dialoghiamo veramente con il cuore, se ci apriamo in quel modo, veramente diventiamo universali. Maria diceva, siamo tutti nati così, comunicavamo tutti così, eravamo tutti così. Poi ci siamo un po' persi, ci siamo un po' chiusi, ci siamo un po' rinsecchiti. Vi faccio un esempio pratico, ma non vi voglio stressare. Maria faceva degli esercizi con noi e diceva spesso, vuoi tenerti allenato quel muscolo che hai nella testa? Sai cosa faceva Maria con noi? Ci riuniva in una stanza, parlava con noi, parlava al telefono e ascoltava due persone che parlavano a 20-30 metri. Tu dirai, è impossibile. No, non è impossibile. Lei faceva questo esercizio con noi, per cui dialogava con noi, sosteneva la conversazione e poi alla fine chiamava le due persone e spiegava tecnicamente cosa era successo. E lei con questo diceva, noi non riusciamo a comprendere quello che riusciamo a fare. Io ho avvicinato Maria al tempo che era in pieno studio e lei per un suo percorso voleva dimostrare a se stessa quante cose la mente poteva fare. Per cui lei si è avvicinata ad ogni argomento, dalla telecinesi a qualsiasi cosa, perché lei era la prima sperimentatrice. Per noi sai la difficoltà qual è stata poi nel tempo? Vedere quanto semplice era per lei e non ci rendevamo conto invece quanto complesso era tutto ciò. Anche perché il corpo fisico ne risente anche. La maggior parte che quando lavori con adesso, non vorrei dire una cosa che può sembrare fuori luogo, però quando si lavora con queste energie molto potenti, quindi anche i contrattisti, ok, quando capiscono la caratura dell'energia devono anche comprendere e saperla anche gestire. Persone che comunque sono costantemente in contatto, 90 su 100 i grandi medium, i grandi contrattisti sviluppano comunque delle patologie fisiche. Sono d'accordo con te al 50%. Sì, per percorso personale vicino a Maria, 50% con te, perché in realtà io ho toccato con mano con lei che quando tu sei uno strumento, stai 100 volte meglio. No, io lo vivo stai bene. Ma ti dice perché io sto ancora cercando di comprendere e ci sono delle volte che mi passano attraverso delle energie che mi lasciano veramente molto stanco. Ma Marco, lo yin yang dell'universo è la legge universale. Sì. Ok, io comprendo il caffè amaro perché quando gli ho messo 2 cucchiaini di zucchero